il 30° dell'inchiesta cosiddetta Mani Pulite, commentata dal Carlo Porta. 2 ans fa viene la notizia che Carlo Porta aveva scritto un sonetto, che dopo reciteremo, che parla proprio della corruzione. E in questi giorni si ricorda appunto questo 30° anniversario, 1992, 17 febbraio, dell'inizio della cosiddetta inchiesta di Mani Pulite o Tangentopoli, che dir si voglia. 92, 2002, 2012, 2022, 30 anni. Per chi era si ricorda benissimo i primi arresti, i primi inchieste, i primi processi, e dopo si è sviluppata un'indagine enorme. E queste inchieste sono nate, certo è venuto fuori il discorso del finanziamento dei partiti, eccetera, sono nate dal fatto che dei funzionari pubblici, dei funzionari di enti pubblici, prendessero delle tangenti, cosiddette mazzette. Purtroppo deve essere una maniera di fare che le no, come sa da 30 anni fa, anzi anche prima. E il nostro Carlin Porta, che era un pubblico funzionario, cioè ha vissuto la sua vita sostanzialmente alle dipendenze dello Stato milanese di allora, che prima era parte dell'impero d'Austria, poi passato sotto il dominio francese, poi tornato agli austriaci. Aveva fatto una constatazione che, sapendo benissimo che in un posto pubblico, quindi con il posto garantito, in genere lo stipendio non è molto alto, se un pubblico funzionario spande in maniera esorbitante, qualche motivo ci deve essere. Allora la Porta dice può essere che abbia lui dei beni propri, non so, li avrà ereditati in qualche modo, comunque. Ma se voi sapete, dice sempre Porta, che se di proprio non ha soltanto le balle che racconta, allora ci potete benissimo pensare che gratta senza avere la rogna, gratta nel senso di rubare e non perché c'è la rogna. Dice senza neanche essere temerari, il giudizio temerario è una mancanza, è anche un peccato contemplato dal catechismo della Chiesa Cattolica, dicendo appunto che se tu dai un giudizio temerario, cioè senza fondamento su una persona, non è corretto, insomma. E invece in questo caso dice è evidente che altrimenti come farebbe a spendere e spandere. E poi aggiunge un'altra cosa, perché evidentemente lui era in questo mondo e possiamo pensare che abbia visto dei casi. Quindi dice, se vedete che uno appunto sta grattando senza avere la rogna, probabilmente ci sono i capi che vedono, se i capi vedono e tacciono, probabilmente vuol dire che non sa niente. Però fa un'ultima riflessione: se pensaste che dicendo che non sanno niente è come dire che sono degli asini, perché i capi dovrebbero controllare, e ora l'unica soluzione al dilemma è che probabilmente fanno a metà, si spartiscono la torta. Ripeto, 200 e rotti anni fa, anche perché appunto, ho visto sui commenti dell'edizione che era curata da Dantisella, dice appunto che sotto la data del 15 febbraio 1812 il sonetto del Porta è messo in relazione con i grandi commenti che si fecero a Milano per una splendida festa data in casa propria da un tesoriere, da un funzionario. E quindi i commenti della gente erano piuttosto salaci, evidentemente chissà se erano temerari o meno. E comunque, se questa testimonianza di questo scritto appunto è del 15 febbraio 1812,
circa 9 anni prima che Porta morisse, e appunto quasi 210 anni esatti prima di Tangentopoli, diciamo che il nostro anniversario è proprio completo. E questo è un sonetto. Il sonetto, come sappiamo, è composto da 14 versi, cioè da 2 quartine e 2 terzine. È uno, diciamo, anche dal punto di vista formale, forse dei più perfetti, nel senso che ogni quartina e ogni terzina si chiudono col punto. È uno dei più ironici, dove Porta colpisce, diciamo, in pieno l'obiettivo, e lo lasciamo appunto come riflessione ad futuram memoriam, come si suol dire, magari pensando che chi ha posti di responsabilità, se vede qualcosa che non va, intervenga, dovrebbe intervenire, insomma. Il sonetto, come altre, è al numero 79 della raccolta delle poesie del Porta, come altri sonetti o anche altre opere di Porta, non ha un titolo, lo si ricorda con il primo verso: Quan vedesse un public funzionari. Ho spiegato prima in cosa consiste il messaggio, quindi spero che si possa comprendere bene. Quan vedesse un public funzionari ascialà qui fioc senza vergogna, disi pur che le segni cul tra il salari e galù del fazzò quel che bisogna. Quan savesse del franc che ad incontrari nulga del so che i balche ne Bulogna, allora senza nan best temerari disi che il gratta senza bec la rogna. Quant intratant che il gratta allegramente vedesse che i suoi cap riden e tasen, disi pur che le segn che sa niente, ma quan peu ve sentisse un quai ribres, perché a di che sa niente, le un dac de rasen, giustemela, e disi che fa una messa. Buona legalità, buona onestà a tutti, buonasera a tutti, se vedo, ciao ciao!